Mandi, mandi a Duc. Va bene, becca chi sì. Un saluto davvero a tutti. Siamo ormai a marzo, ci troviamo ormai in campagna elettorale qua in Friuli, ehm, perché ormai spero sappiate, se non lo sapete ancora ve lo dico io, sono previste le elezioni regionali tra meno di un mese, per cui non posso non fare questo video che vuole essere il più possibile informativo e divulgativo per questo importantissimo appuntamento per la nostra autonomia speciale. E sicuramente ha molti limiti, molti difetti, ma eh, resta comunque di fondamentale importanza per questa terra. Anzitutto la data è confermata. Per la 13ª legislatura regionale della regione autonoma Friuli trattino Venezia Giulia, perché il trattino esiste, anzitutto nello statuto speciale che non l'ha mai perso, ed è prevalente, ma esiste anche la legge costituzionale 1 del 2016 che lo prevede dappertutto, per cui Friuli trattino Venezia Giulia si andrà ad eleggere direttamente sia il presidente della regione, la carica apicale, rappresentativa, eh, sia eh, l'organo assembleare, il titolare del potere legislativo, il Consiglio regionale. E la data è confermata, perfino il TAR si è pronunciato e quindi possiamo ricordare a tutti domenica 2 aprile e il successivo lunedì 3 aprile del 2023 segnatevi questo importante appuntamento elettorale, eh, facciamo girare la voce, attenzione alla data, è stata fissata dalla giunta regionale Fedriga la prima data utile prevista dalla forbice statutaria. A pensar male si fa peccato, ma spesso si indovina, diciamo anche per convenienza politica, al fine di eliminare insomma quanto più possibile la concorrenza dei piccoli e dei deboli, anticipando non solamente la consultazione, ma anche tutta la conseguente tempistica, ad esempio di presentazione delle candidature nuove. Ebbene, insomma, la data è confermata. Attenzione agli orari perché solo nella domenica si voterà a giorno intero e nel lunedì successivo invece tutto si limita alla mattinata. Per cui se potete il mio consiglio è andare a votare di domenica anche per non arrivare all'ultimo momento. Ecco. Per i ritardatari, ripeto, solo la mattinata del lunedì successivo. E la prima sfida è proprio quella dell'affluenza, in realtà, e mi auguro che tutti gli elettori responsabilmente, magari turandosi il naso, perché ultimamente tocca anche questo, però facciano se non altro il loro dovere, si presentino dopo aver valutato, avete ancora tempo, avete quasi un mese ancora, e scegliete il meno peggiore. Se non vi convince nessuno, scegliete il meno peggiore e siamo qui anche per permetterci di fare qualche riflessione.
per il Friuli e per i friulani, indipendentemente anche da quelle che sono le appartenenze politiche, insomma. Noi siamo favorevoli in generale anche all'alternanza di governo, al rinnovamento, non siamo pregiudizialmente chiusi anche a nuove proposte che non mancano. Vi basta aprire un giornale, insomma, informarvi su internet, cercare, insomma, quelle che sono le candidature, no? Non vi fidate di nessuno? Esiste il portale delle autonomie locali che è gestito dalla direzione regionale delle autonomie locali, che è competente anche sulle elezioni regionali, e le candidature andate a consultarle sul sito ufficiale, che insomma si spera il più neutrale possibile, no? Se non vi fidate di me, andate a cercare su internet altrove, ma insomma l'importante è che vi informiate, che valutiate e che insomma vi presentiate a, come dire, a partecipare. A partecipare. L'istituzione regionale gestisce circa il 60% della ricchezza prodotta sul nostro territorio, gestisce materie strategiche per la nostra autonomia. Penso ad esempio a quella degli enti locali, che ha un'importanza geopolitica notevole perché è totalmente affidata alla responsabilità della regione autonoma in via esclusiva. Ma come non citare ad esempio quella sanitaria? Se il sistema sanitario regionale, che anch'esso gode di una discreta autonomia anche finanziaria, ehm, sia pur nei limiti di quello che è il ristretto bilancio, insomma, della regione autonoma più povera che esiste in Italia, insomma, rimane una materia comunque strategica, quella sanitaria. Se il sistema sanitario regionale funziona, tu vivi, altrimenti tu rischi di morire, ma nel vero senso della parola. Per cui è nell'interesse di tutti davvero riconoscere con la propria partecipazione attiva, magari non convinta, ma comunque attiva, l'importanza, ecco, dello statuto speciale e della nostra autonomia regionale, che sì, ripeto, avrà anche molti limiti e difetti, ma insomma, eh, non può non interessarci. Ecco, ho fatto solo degli esempi così per concretizzare anche un po' il discorso. Veniamo alla scheda di votazione, che sarà unica. Quando l'elettore si presenterà al seggio, nei comuni laddove non vi fossero anche consultazioni di carattere amministrativo locale, verrà consegnata una sola scheda regionale. All'interno della scheda regionale si troveranno vari spazi che sono stati sorteggiati, e gli elettori potranno esprimere ben 3 voti che verranno successivamente spogliati quando le schede di votazione verranno aperte durante lo spoglio, che subito dopo le operazioni preliminari allo scrutinio, ripeto, inizierà solo dopo le 3 del lunedì 3 aprile, che tra l'altro è la principale ricorrenza friulana, per cui ci auguriamo davvero che, insomma, la principale ricorrenza, più che festa, perché c'è poco da festeggiare ultimamente in Friuli, insomma, ma comunque la principale ricorrenza
friulana possa, se non altro, essere di buon auspicio. Dicevo, sulla scheda di votazione per le regionali, l'elettore, ovvero sia tutti i cittadini maggiorenni residenti sul territorio della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, ecco, troveranno la possibilità di esprimere 3 voti, tutti in un'unica scheda, volendo. Anzitutto, l'elezione diretta più importante, ovvero sia quella presidenziale. La scelta diretta tra i 4 candidati alla presidenza della regione. Il voto presidenziale prevale su tutti gli altri, è quello più importante, anche perché i poteri del presidente sono notevoli e riescono a condizionare tutto l'esecutivo regionale, per cui il presidente eletto porta dietro di sé non solamente il premio di maggioranza consiliare, ma anche le prerogative di nomina o di revoca degli assessori, ad esempio, che sono sempre più dipendenti dalla figura del presidente della regione. È questa una forma di governo che purtroppo, dico io, ci allinea forse troppo al resto d'Italia, mentre altre regioni a statuto speciale, quali sono ad esempio la Valle d'Aosta o la provincia autonoma del Sud Tirolo, non hanno affatto. L'elezione diretta del presidente della regione comporta un potere notevole, per cui anzitutto si valuti attentamente il voto più importante, che è quello di elezione diretta del presidente della regione. Il secondo voto possibile è quello per l'elezione del Consiglio regionale. Qui, per quanto riguarda il potere legislativo, cioè l'organo assembleare, si assiste quasi a una biforcazione, nel senso che cosa succede? Esistono varie modalità di espressione per l'elettore. Si può optare per un voto di lista che segue il simbolo prescelto, sempre che qualcuno abbia ancora una spiccata fede politica, senza che, a dir la verità, insomma, vi siano reali candidature, insomma, realmente autonomiste in regione, perché tutti i simboli sostanzialmente, chi più chi meno fa almeno in parte riferimento al sistema politico italiano. In realtà siamo l'unica regione a statuto speciale di tutto l'arco alpino, nell'ambito della quale non sia possibile rinvenire, perlomeno sulla scheda elettorale, un simbolo realmente autonomista. Poi di autonomia molti si riempiono, quasi tutti si riempiono la bocca, ma insomma si tratta solo di promesse elettorali che purtroppo lasciano il tempo che trovano. Ma insomma, al di là di tutto, se qualcuno di voi vuole votare un simbolo, lo faccia pure. Si può votare solo un simbolo, ovviamente. Bisogna scegliere. È lì il vostro meno peggiore, sapete solo voi quale sia. Ma ripeto, esiste un'altra possibilità di espressione del voto per l'elezione dei consiglieri regionali, ovvero sia non tanto, non solo, diciamo, l'orientamento politico generale sintetizzato dal simbolo, quanto piuttosto l'intuitus personae, no? Come si dice col latinetto che mi è scappato, perdonate. Cioè la conoscenza personale del singolo candidato consigliere.
Attenzione, mentre i nomi dei 4 candidati presidenziali sono prestampati, perché sono praticamente in evidenza, in apposito riquadro, i nomi dei candidati consiglieri vanno eventualmente scritti, diciamo, a mano da parte dell'elettore. Scusate, dirò delle banalità per qualcuno, ma vorrei comunque essere il più possibile informativo e divulgativo. Per cui sappiate che se conoscete una persona che trovate sui manifesti in lista di vostra particolare fiducia a livello personale, potete esprimere una unica preferenza per l'elezione del Consiglio regionale, magari stando attenti di posizionare il nome scritto a mano, diciamo tale nome scritto di vostro pugno, accanto al simbolo corrispondente. Tenete conto che se scrivete solo il nome, in ogni caso i seggi sono almeno tendenzialmente vincolati a conservare gli effetti delle vostre opzioni, per cui se possibile si cerca sempre di salvare le scelte elettorali dei cittadini. Cercate comunque di fare attenzione, ecco, anche per semplificare il lavoro poi nei seggi, per uno spoglio che sarà comunque abbastanza articolato, perché come abbiamo visto le varie opzioni di possibile voto sono davvero plurime. E per finire non possiamo non parlare anche di quella che è forse l'opzione di voto più importante, ovvero sia il voto disgiunto. Ecco, chi vive in un comune di una certa dimensione demografica, nei comuni più grossi, il voto disgiunto è prassi addirittura in occasione delle elezioni locali, mentre nei comuni più piccoli è vietato. Per le regionali invece è assolutamente consentito, per cui è possibile in sintesi votare per un candidato presidente con una croce sul relativo rettangolo da una parte e scegliere un simbolo o scrivere una preferenza che dall'altra parte vengano espressi per l'elezione del Consiglio regionale facendo riferimento a una parte politica anche opposta rispetto a quella cui fa riferimento il candidato presidenziale prescelto. Per cui, attenzione, il voto disgiunto consente all'elettorato la massima libertà e quindi anche di scindere, di separare le due elezioni dirette che si svolgono contestualmente in scheda unica. Da una parte, ripeto, l'organo apicale rappresentativo presidenziale, dall'altra l'elezione assembleare dei consiglieri regionali. Ovviamente sapete che solo i primi 2 candidati presidenziali a livello di voti validi potranno avere accesso a quello che sarà il Consiglio regionale che verrà nella prossima 13ª legislatura. Questa opzione del voto disgiunto, a mio modo di vedere, è fondamentale per il Friuli, perché lo abbiamo visto nella scorsa 12ª legislatura regionale, un presidente triestino comporta
diciamo, le nomine di una giunta regionale composta da amici e conoscenti che sono quasi tutti, o comunque in maggioranza, triestini, o comunque non friulani, o comunque non friulanofoni. E questo è un grosso problema, perché Trieste ha già garantito nello statuto speciale la funzione di capoluogo, con tutto ciò che un tale riconoscimento comporta, ma non solo a livello burocratico, ma anche a livello di spesa pubblica, che è concentrata in gran parte nell'angolino in basso a destra. Che Trieste abbia anche, come dire, l'organo più potente di tutta l'amministrazione regionale e di conseguenza il potere esecutivo mi sembra francamente un tantino eccessivo. Per cui il consiglio davvero sentito che mi sento di formulare al Friuli, anzitutto al Friuli, ai friulani e massimamente ai friulanofoni, a maggior ragione se friulanofoni, ebbene, votai tu un Furlan, cioè vote Furlan, no? Dai, non ci vuole molto. Votate qualcuno che risieda nell'ambito geopolitico che va dal Livenza al Timavo in area friulana, se non proprio friulanofona, insomma. Eh, è giusto che Trieste non abbia tutto. Una volta era così, quando c'era più democrazia era così. Quindi mi raccomando, facciamo girare la voce sul voto disgiunto, soprattutto per chi fosse di centrodestra. Lasciate perdere il candidato favorito, che forse purtroppo vincerà lo stesso. Se siete di centrodestra ma risiedete in Friuli, valutate il voto disgiunto per quanto riguarda l'opzione presidenziale, anche per dare un segnale a Trieste. E poi seguite la vostra fede politica per quanto riguarda il Consiglio regionale a livello di simboli o a livello di preferenze. Ma cerchiamo di imparare dai triestini l'importanza della geopolitica. Cerchiamo di guardare prima di tutto al nostro territorio, ai nostri interessi, cerchiamo di fare quadrato attorno al Friuli, al di là insomma delle appartenenze politiche, delle divisioni partitiche. Impariamo dai triestini che ci stanno letteralmente prendendo in giro. Dimostriamo ai triestini che i friulani sono consapevoli. Diamo un segnale a Fedriga e a chi lo candidò e a chi lo candidò e a chi lo ha riproposto, dando per scontata una sua elezione. Diamo un segnale a chi gestisce il potere nell'ombra. Diamo un segnale ai poteri forti, triestini o comunque triestineggianti. Voto disgiunto, assolutamente, assolutamente. Furlan, votai Furlan, o Cirita il mancul di votare il mancul talian e il mancul tricolorut che arrivai sacciatà sullo schermo. Va bene, veniamo anche a qualche consiglio per quanto riguarda, l'ho già fatta molto lunga, per quanto riguarda anche un po' il consiglio regionale, no? Perché bisogna veramente tapparsi il naso e cercare di scovare il meno peggiore, no? Butto lì dei nomi, a parte che io i simboli, non lo so, faccio anche fatica a votarli perché
faccio fatica a votarli. Eh, insomma, cercate anche il simbolo meno tricoloruto che trovate sulla scheda. Cioè, non dico altro, non voglio sbottonarmi più di tanto. Ehm, eh, non so, ehm, molti parlano di Friuli, sventolano anche la bandiera friulana, soprattutto in campagna elettorale. Faccio l'esempio del sindaco, dell'ex sindaco ormai del mio comune di Rivignano Teor, Mario Anzil, che è un candidato che peraltro gode della mia stima e che è sicuramente votabile. ehm, Anche perché così vedremo, verrà sicuramente eletto, secondo me. Ma comunque eh, sicuramente votabile, anche perché così vedremo, insomma, che dopo aver tanto parlato, qualora riesca a entrare in consiglio regionale e magari anche in giunta regionale, vedremo insomma se e che cosa davvero farà per il Friuli. Eh, Tra il dire e il fare c'è di mezzo il mare, purtroppo. Le promesse dei politici non sempre vengono mantenute, però almeno ha fatto un tentativo, ha portato avanti proposte anche ambiziose. Peccato che lo faceva solo ai tempi dell'opposizione contro la Serracchiani, poi stranamente il sito istituzionale del suo comitato insomma, si è oscurato non appena nella passata legislatura abbiamo assistito al ribaltamento di maggioranza e all'insediamento dell'attuale presidente uscente Massimiliano Fedriga, no? Quindi forse proposte troppo friulane, dando fastidio, sono state messe un attimino in un angolo, ecco, per non disturbare il nuovo manovratore Fedriga, che si sa in Friuli si vede poco. Si vede poco anche in occasione di celebrazioni ufficiali o ricorrenze anche importanti, no? Per cui il Friuli, diciamo, non rientra nel suo habitat normale, diciamo così. Adesso siamo in campagna elettorale, per cui magari sia i candidati presidenziali sia i candidati eh, regionali, insomma consiliari, insomma sono giocoforza obbligati, visto che i friulani sono la maggioranza, sono obbligati a parlare, diciamo, di FVG, magari senza trattino, ma insomma sono obbligati un tantino ad allargare lo sguardo anche a tutto il territorio, senza rimanere concentrati esclusivamente nell'angolino in basso a destra, diciamo così, no? Nel capoluogo triestino, dove di solito gestiscono le nostre tasse. No taxation without representation, dicevano quelli che hanno fatto le rivoluzioni. Come diceva Don Francesco Placereani, purtroppo al popolo friulano mancherebbe proprio una rivoluzione. Lo dico scherzando. Ma almeno un po' di consapevolezza in più non guasterebbe, non guasterebbe. Va bene. Ma Mario Anzil verrà sicuramente eletto. Vabbè. Anzi, magari arriva primo tra i candidati consigliari. Vedremo. Comunque, insomma, auguri a tutti i candidati. Voglio citare un altro candidato che non rientra nella circoscrizione elettorale di Udine, ma voglio dedicare un apprezzamento pubblico a un altro candidato della circoscrizione elettorale di Tolmezzo, quindi l'Alto Friuli.
non solamente la Carnia, ma anche il Tarvisiano e il Gemonese. Ed è un apprezzamento che questa persona si merita davvero. Per cui, attenzione, rullo di tamburi, mi sento davvero di presentare alla vostra attenzione, io non dico di più, la figura dell'unico consigliere regionale uscente, Luca Boschetti, che si è prestato durante le operazioni preparatorie di queste elezioni regionali in pieno inverno per essere presente sul territorio, essere vicino alla gente, contribuire alla